Oggi a Chioggia grande fermento per l'arrivo di Salvini al bar Pedavena in Corso del Popolo, giunti molti onorevoli ed esponenti politici della Lega per accogliere con i dovuti onori Matteo Salvini. È arrivato in ritardo per essersi attardato a Porto Tolle dove aveva avuto un incontro precedente. In entrambe le occasioni, sia a Porto Tolle che a Chioggia, ha voluto sottolineare l'importanza nel voler mandare avanti il discorso sull'autonomia della Regione Veneto, per la quale si sta già aspettando da troppi anni. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare dal 26 settembre, dopo che la Lega avrà vinto le elezioni. Questo sembra essere il claim che sta facendo eco nella nostra regione. Prima di giungere a Chioggia è arrivato a Scardovari, dove ha visitato l'impianto di stabulazione del Consorzio Cooperative Pescatori di Scardovari, che ha ospitato l'incontro e alcune cavane. A Chioggia è salito a bordo di uno dei motopescherecci della flotta chioggiotta, il Michael, ormeggiato in canale San Domenico, e ne ha visitato l'interno. Si è recato poi in un impianto di commercio di pesce fresco e congelato, l'Acqua Chiara in Val d'Ario, per poi fermarsi all'Indiga per il pranzo. Ha contatto con le problematiche del territorio, ben preparato a riguardo. Tra una tappa e l'altra ha fatto molti selfie, tornando persino al bar Pedavena per accontentare le dipendenti che se le erano visto scappare sotto gli occhi, trascinato dalla fretta per raggiungere l'impegno successivo. Prossima tappa, Bari.